Confermare tutti i pezzi migliori, gran parte della rosa dei giocatori, da Poyamparo a Busio, Tesman, Ioronen, Altare, tanto per fare solo alcuni nomi, e anche Mister Paolo Vanoli, che alla società non avrebbe ancora comunicato la volontà di non restare in serie sulla panchina arancio-nero-verde anche per la prossima stagione. Questa è la volontà della società arancio-nero-verde, parla così il presidente americano Duncan Niederauer al timone del Venezia Football Club in un video collegamento dalla Toscana nella conferenza stampa convocata dal club. Il massimo dirigente lagunare ribadisce quanto già espresso lunedì durante la nostra diretta. Io spero resto in Serie A perché quindi siamo pronti questa volta. 3 anni fa non pronti. Non pronto. And la squadra non pronta, io non pronto. And I think questa volta, prossimo campionato, nostra squadra, 20 giocatori qui. So 1, 2, 3, 4, altri 4, un più, and then basta. Chiedevano di Paolo Vanoli, rimane? So, io spero, io penso, contratto per 2 anni, so io spero Vanoli resta in Venezia. Il presidente in apertura ha tenuto a ringraziare molto tutti i tifosi e tutti gli artefici del risultato raggiunto e ha detto che entro un paio di settimane verranno annunciati i nuovi partner e soci che sono già entrati a far parte del Venezia Football Club.